Presentazione del nuovo corso della salute. Siamo qui con il neopresidente e con l'avvocato Luca Pavanetto. Dunque, innanzitutto, quali sono state le motivazioni che hanno spinto a iniziare una nuova avventura che per lei è proprio la prima volta? Sì, diciamo che la passione sportiva è sempre stata un comune denominatore nella mia vita, poi la passione per il calcio c'è sempre stata, ho seguito altre società sportive, ma quello che mi ha contagiato è l'entusiasmo di questo gruppo, la professionalità e le loro rare doti di umanità e di competenza che mi hanno davvero invogliato ad assumere la presidenza onoraria di questa società. Dove volete arrivare? Allora, citavamo prima durante l'assemblea una massima di Schumann che sicuramente di pianisti se ne intende e diceva che ci sono due peccati che possono affliggere il pianista, l'andare troppo piano o l'andare troppo forte. Il nostro intento è quello di costruire un ulteriore passaggio che sia di valorizzazione dell'enorme capitale umano e sportivo che loro hanno già in questo momento, facendo tutti i passi mirati per una salita che ci possa portare ai traguardi che davvero merita tutta questa gente, tutti questi associati. Con il direttore generale Camerin, dunque un traguardo che dovrebbe essere quale? Sicuramente l'eccellenza, ma magari anche con un obiettivo superiore. Sicuramente è una società con delle ambizioni, ho visto e abbiamo appena terminato l'assemblea dei soci e dico la sincera verità, neanche quando ho fatto professionismo non vedevo una presenza e un entusiasmo del genere attorno a una società di calcio che comunque milita con onore nel campionato di promozione, che per questo territorio è come raggiungere la Champions League. Noi cercheremo di far in maniera che si migliorino tutte queste cose, anche perché le persone che fanno parte di questo gruppo di lavoro sono quelle che alla fine ci hanno fatto innamorare del gruppo, dell'associazione, del territorio, e qui porteremo tutta la nostra esperienza per raggiungere degli obiettivi importanti. L'ultima volta che ci siamo visti mi parlavi del dover farvi più attraenti verso l'imprenditoria del territorio. Sì, ci faremo sicuramente più attraenti creando degli eventi, creando delle situazioni dove il territorio chiaramente che già parla di questa associazione, cercheremo di fare in modo che se ne parli ancora di più in questa maniera, ma non solo, ma anche dal punto di vista delle aggregazioni societarie. Cercheremo di avvicinarsi a delle società che hanno già dato la propria disponibilità per trasferirci tutto quello che è il know-how sportivo, il know-how societario e il know-how organizzativo. Questo ci permetterà in futuro di crescere in una maniera tranquilla. Ecco, società, si possono fare i nomi? Al momento sicuramente no, non per colpa nostra, però non più tardi dei prossimi giorni noi saremo a definire degli accordi. Gianluca Di Donè, che tipo di squadra state preparando? Il nostro obiettivo sportivo è sicuramente quello di allestire una rosa importante, una rosa che potrà fare meglio dell'anno scorso, quindi l'anno scorso al nostro primo anno di promozione ci siamo salvati alla penultima giornata, quindi già quest'anno l'obiettivo dei playoff per noi è un obiettivo importante, anche perché ci sono squadre e compagini diverse, ci sarà il Treviso, ci sarà il Porto Mansuè, le due retrocesse all'eccellenza, ci saranno squadroni come il Portogruaro, il Conegliano, l'Oderzo, la Robleganese, quindi star qui a parlare di obiettivi sportivi oggi è difficile, anche perché qualcosa abbiamo fatto, qualcosa stiamo facendo e qualcosa sicuramente faremo, ma da qui a dare degli obiettivi oggi è impossibile. Daremo insieme al direttore in mano al mister Carraro, confermato insieme a tutto lo staff con Cecotto e Val, una rosa importante per poter sicuramente far meglio di quest'anno e regalare ai nostri tifosi un anno pieno di gioie che sono la nostra fonte di guadagno maggiore. Sono sempre loro, perché in questo piccolo paese avere sempre 150-200 tifosi tutte le domeniche a vedere la partita è la ragione per cui noi andiamo avanti, perché
nel nostro piccolo, no, stadio, nel nostro piccolo campo 200 spettatori sembrano 1000 in qualsiasi altro stadio, quindi lo facciamo in primis per loro e poi anche per noi, perché alla fine è la nostra passione, è il nostro divertimento, e quindi speriamo di lavorare bene insieme per nei prossimi anni magari creare qualcosa di più importante di quello che c'è oggi. Ci sono anche importanti novità per quanto riguarda il settore giovanile. Sì, per quanto riguarda il settore giovanile noi cercheremo di dare l'opportunità soprattutto alle famiglie, ai ragazzi del territorio, ma anche fuori territorio, di provare un calcio che sia sempre più simile al calcio di quelli che contano, però tenendo ben presente quelli che sono i valori della vita, per cui cercheremo nel limite del possibile di creare un'educazione sportiva di un certo tipo e dare l'opportunità dal punto di vista psicologico, dal punto di vista dietologo, dal punto di vista dell'alimentazione, come dicevo, ma anche dal punto di vista tecnico, di dare quelle opportunità che magari per motivi di poca disponibilità nel passato si dava, però non come lo faremo nel prosieguo, diciamo, da questo punto di vista qua. Proprio per questo uno dei punti cardini come responsabile del settore giovanile sarà Moreno Tomasello, che è sicuramente una persona e un tecnico conosciuto nel territorio, dove ha formato una miriade di calciatori, per cui tutte le figure che si avvicineranno, diciamo, anche nel settore giovanile, che è un po' la base dove si inizia a lavorare, avranno questi requisiti umani e tecnici di un certo valore. Ecco Presidente, in chiusura? Ecco, vorrei rimarcare che i valori umani e sportivi che ho riscontrato in questa società sono di assoluto livello, ed è questa la vera base su cui noi dobbiamo lavorare. La loro storicità è il substrato di tutti i loro sforzi e può essere sicuramente il viatico per successi che possono essere di oggi, di domani, fra qualche anno, ma di sicuro la loro base è straordinaria. Ecco, questo è un messaggio che, sia chiaro, deve essere recepito da tutti.